È stato lui che ha detto che i suoi cittadini sono favorevoli al centro commerciale. Io chiedo al sindaco Moro di fare un referendum perché noi abbiamo notizie contrastanti, che i cittadini sono preoccupati per un centro commerciale a due Carrare. L'Ascom di Padova non molla. Il megacentro commerciale nei pressi del Cataio rappresenta uno sfregio a un territorio a vocazione agricola e turistica e si rivolge al sindaco Davide Moro perché chieda primus inter pares l'opinione dei suoi concittadini. Le possibilità ci sono, lui stesso ne vedeva solo pochi anni fa. Quando era all'opposizione era un contrario assoluto al centro commerciale. Sapeva quali erano le sue competenze da sindaco, adesso ha la possibilità di bloccare un centro commerciale, non firmando l'accordo di programma. Il progetto originario ha subito negli oltre 20 anni che ci separano dal primo passaggio in Consiglio Comunale modifiche. Ci sono le carte in regola per bloccare tutto. Sul piatto la possibile devastazione di una delle zone più belle ai piedi dei Colli Euganei. Qui invece si tratta solo di coraggio. È il sindaco che deve fare la sua scelta. È inutile andare in cerca di altri palliativi, ok? È il sindaco che deve scegliere. Lo voglio fare o non lo voglio fare.